In corsia 1 Mattia Pugliatti, Gymnasium Pordenone. Corsia 2 Marco Deano, Arca Team. In corsia 3 Davide Bizzotto, Antares. In quarta corsia è il campione italiano giovanile in carica dei 200 farfalla, per lui argento e bronzo ai categorie estivi. È stato oro nei 400 stile 200 farfalla in categoria 2014, Alessio Gerardin, Antares. In corsia 5 a difendere i colori del Veneto Banca Montebelluna, Federico Baggio. In corsia 6 per l'Hydros, classe 2001, Luca Pidoggia. In corsia 7 per l'Hydros, Edoardo Pidoggia. Ed in corsia 8 Filippo Sprissa, Veneto Banca Montebelluna. E dunque Gerardin questa mattina 1.55.74, ancora il primato di Christian Cherubel 1.52.71 stabilito nel 2010. Passaggio deciso intanto per Bizzotto 26.11, Gerardin 26.45, Deano 27.51. Bizzotto ancora davanti al passaggio di metà gara ai 100 metri, 54-59, Gerardin 55-11, con in terza posizione Federico Baggio dalla quinta corsia 57-87, in quarta posizione Sbrissa dalla corsia 8 58-25. Gioco a due, se ne vanno intanto Bizzotto e Gerardin in caccia della medaglia d'oro, con Baggio ancora in terza posizione dalla quinta corsia. Due vasche alla conclusione, Bizzotto davanti per 29 centesimi, Gerardin che cambia marcia dopo i 150, Bizzotto che reagisce con Baggio che sembra al sicuro in terza posizione per il bronzo. Cambiano le posizioni al vertice con Gerardin davanti che sprinta, si sposta lateralmente sulla vasca per non lasciare la scia a Bizzotto. Gara ad arte, gara tattica per Alessio Gerardin che va a vincere per l'Antares 1.52.69 e è premiato anche dal nuovo primato della manifestazione. Ottimo Bizzotto in 1.53.81, poi Baggio 1.57.90, la danza